mentre qua Teodosic trova una palla incredibile per Kyle Williams, subito spremuto le sinapsi fin dall'inizio il mago Teodosic. Ora Brooks in lunetta per Watt, grande dai e vai, tutto mezzo arzigogolato con un gran spin, il passaggio al tubo, il lavoro è stato fantastico a prendere la posizione così profonda sull'azione, il capolavoro di Teodosic, fallo di Watt, tripla bersaglio, potenziale gioco da 4 punti. per il momento 1 su 3 dall'arco per Venezia, anche se in questo caso c'è il rimbalzo offensivo che permette un nuovo attacco orchestrato di nuovo da Tonut. Adesso Sanders che vuole andare in penetrazione, stoppato regolarmente secondo gli arbitri, poi la palla arriva di nuovo nelle mani di Austin Daye che si alza e spara, scrivete di nuovo 3, mentre finisce addirittura sul tavolo degli ufficiali di campo, in questo caso Jaite, perso Sanders, non si perde il pallone, rimbalzo Mitchell Watt che affonda col tappin schiacciato. Adesso punteggio che è inchiodato sul 38-35 da diverse azioni, ormai da quasi 2 minuti. Questa volta riesce Hervey a trovare Jacker Sampson che è più preciso del compagno Sergio Scariolo. Intanto subito un rimbalzo per Kevin Hervey che spinge direttamente palla nella metacampo offensiva, poi si arresta, spara la tripla e dimostra di aver iniziato il secondo tempo con un volto diverso dal primo. De Nicolau vorrebbe andare dal palleggio con un passaggio difficile per Haralabopoulos che infatti viene intercettato. Hervey trattando la palla come un running back dell'NFL, la protegge schiacciandola sul corpo. Chiaramente correre sì il campo, ma sempre tenendo presente quello che sta succedendo attorno, mentre Teodosic vede il taglio di Sampson che riceve il pallone sul taglio e il parziale dice 11-0 per la Virtus, dal 46-45 al 46-56 attuale. Prova a interromperlo Austin Daye che riceve palla profonda. Queste cifre, visto che come ho detto era 0 all'intervallo, ora Bellinelli esce, vede alla perfezione il taglio di Tessitori, rinuncia a una tripla. E allora Venezia che prova a sbloccare questo quarto periodo con il giamperone frontale di Watt che torna a segnare, fanno 19 per lui. Rimane contro Alibegovic, ultimi 5 secondi nell'azione, prova a battere ma arriva proprio Paiola che gli strappa il pallone, corre in contropiede, si protegge con il corpo. Fantastico lavoro, fantastico Alessandro Paiola. Manuel Mazzoni fa spegnere il cronometro ai 24 per evitare che si debba interrompere la partita. Alla fine il più 20 non arriva per Venezia, è solo un più 19, ma è una grande vittoria per la Segafredo campione d'Italia.